Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi introduco il nuovo ebook che troverete sul Giardino dei Libri se cercherete tramite il nome Hildegarda e si chiama Rituale del Sole. È dunque un volume basato esclusivamente intorno a questo rituale. Ci sono precisamente tutti i passaggi per compiere questo rituale correttamente, tutto l'occorrente, i tempi, i modi, perciò è sicuramente dal punto di vista operativo molto importante, poiché non lascia dubbi su come eseguire questo rituale o il materiale che occorre, cosa fare, è tutto spiegato veramente passo passo. Nonostante ciò, nonostante sia spiegato tutto passo passo, è un rituale operativo di alta magia radionica che richiede una certa esperienza o comunque un minimo di preparazione per quello che è l'alta magia cerimoniale. Il sole perché è così importante e perché ho scelto di cominciare dal sole. Tanto per cominciare perché l'ordine dei giorni dal punto di vista occulto magico inizia dalla domenica, perciò il sole è proprio collegato a questo giorno, è il dominatore della domenica ed è poi sommamente positivo. Infatti abbiamo tre dominatori che sono molto positivi e importanti per quello che sono le manifestazioni eh, più valide, ecco, diciamo così, sia dal punto di vista lavorativo, affettivo, personale, la protezione, e sono il Sole, come ho detto, Giove, che è considerato Fortuna Major, e Venere, Fortuna Minor. Dunque abbiamo questi tre dominatori, ciascuno dei quali preposto a un determinato compito, lavoro, anche più di uno, però ad influenzarci in modo diverso l'uno dagli altri, e il Sole in particolare è importantissimo proprio perché lo vediamo ogni giorno attraverso il libro della natura. Il Sole è vita, il Sole ci infonde energia, ci infonde carica elettromagnetica, ci infonde coraggio, ottimismo, è il dominatore per eccellenza della nobiltà d'animo, della generosità, della fortuna finanziaria, il suo metallo è l'oro. Dunque anche tutto quello che ha a che fare appunto con i preziosi, con posti di prestigio, con le carriere lavorative, con tutti quelli che sono i ruoli di spicco, i successi, le onorificenze, le amicizie importanti. Dunque ci rendiamo conto come questo astro possa essere fondamentale, ma al di fuori di un discorso esterno, attraverso il quale noi apriamo delle porte interiori nei confronti di queste intelligenze che operano in noi e ci collegano appunto alle funzioni dell'astro, del dominatore del Sole. Quali sono appunto queste intelligenze? La prima in assoluto è Michael, angelo solare, capo della cavalleria celeste. Infatti all'interno del quadrante è stato preparato tutto apposta, lo troverete nell'ebook, proprio per effettuare la chiamata. Questo volume contiene le istruzioni passo passo dettagliate di come operare fin da subito per chiunque voglia addentrarsi in questa operazione per, eh, per darsi l'occasione appunto di aprire queste porte, come dicevo. Sono porte sicure ad ogni modo, non stiamo parlando di un dominatore pericoloso, ma ci stiamo rivolgendo a un dominatore molto particolare, molto positivo. Dunque potrete tranquillamente chiedere tutte le cose che sono nell'ambito della sfera solare.
È un lavoro importante perché appunto serve a cambiare voi, a equilibrare voi nei confronti di questi livelli vibratori e di corrispondenza appunto planetaria. Ehm, Penso di aver detto più o meno le cose più importanti, dunque mi auguro che apprezzerete questo nuovo lavoro e che vi permetterete di provare appunto tramite questa strada ad inoltrarvi su un sentiero di realizzazioni positive. Ricordiamoci appunto che l'astro solare, oltre ad essere apportatore di vita, è apportatore anche di ottimismo e di carica vitale. Abbiamo appunto sicuramente letto tutti quanto l'influenza della luce solare, del sole, si ripercuota poi sullo stato proprio psicofisico complessivo, cioè laddove l'esposizione solare è maggiore, la presenza del sole è maggiore, è più facile trovare persone appunto eh, che hanno un benessere, un equilibrio, un ottimismo, mentre laddove il sole è carente o manca per lungo periodo, l'incidenza di suicidi o di malattie psicosomatiche aumenta esponenzialmente. Dunque, così come influenza la vita dal punto di vista concreto, il Sole è in grado di influenzarla anche in modi molto più sottili e meno percepibili, ma non meno reali. Eh, Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, mi auguro che apprezzerete appunto questo nuovo lavoro e ne farete tesoro perché è un tesoro a tutti gli effetti. Vi abbraccio e vi aspetto per le prossime condivisioni. Un caro saluto dalla vostra Hildegarda.